Una mattinata come tante altre, una domenica in famiglia, il pranzo, il gioco della piccola che non ha nemmeno 3 anni. Ma intorno alle 13 il dramma si consuma in un attimo. Dal terrazzo della sua abitazione a Zerman la bambina precipita, 6 metri di altezza, casca al suolo fortunatamente sull'erba che attutisce la caduta a soli pochi centimetri dal marciapiede. Sono attimi di panico ad assistere a questa terribile scena, un vicino che non perde nemmeno un minuto e chiama subito il 118. Sul posto arriva un'ambulanza e l'elicottero del servizio emergenza di Treviso. La bimba rimane sempre cosciente, piange e chiede disperatamente del papà. Accanto alla bimba i genitori accorsi subito. Trasportata d'emergenza in ospedale dove viene ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediate le indagini dei carabinieri che cercano di ricostruire quanto accaduto e presto viene messa da parte l'ipotesi dell'incidente domestico. Agli investigatori qualcosa non torna. Una notte insonne per tutti. Ascoltano più volte i genitori, lei moglianese, lui veneziano, ma poi i militari concentrano l'attenzione proprio sulla mamma fino a quando, a notte fonda, la svolta. La donna viene arrestata su disposizione del pubblico ministero Massimo Zampiccinini con l'accusa di tentato omicidio. La donna, 41enne, molto probabilmente con problemi psichici, è sospettata di aver spinto la figlioletta di proposito dal terrazzo. Ora si trova nel carcere femminile della Giudecca. In paese questa mattina la gente non parlava d'altro, una vicenda che ha lasciato i cittadini attoniti. Queste robe pazzesche queste qua. Bisognerebbe proprio capire soggettivamente la situazione com'è e come è accaduto il fatto. La donna sarà sottoposta a una perizia.